ChatGPT roteirista. Ciao tifosi del Napoli. La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva che riguarda il futuro del nostro allenatore. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Andiamo dritti al punto, preparatevi per una bomba sensazionale. Antonio Conte sta completando la sua squadra per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico è pronto a tornare in panchina ed è molto motivato. Tra i suoi collaboratori ci saranno Stellini, Gianluca Conte, Coratti e altri 1 o 2 collaboratori. Conte vorrebbe avere anche Lele Oriali come suo braccio destro. Il contratto è già pronto e durerà fino al 2027, con uno stipendio di 6,5 milioni di euro all'anno più 2 milioni di bonus se il Napoli si qualificherà per la Champions League. Ieri è stato rivelato che i dettagli finali del contratto sono nelle mani degli avvocati per completare la burocrazia necessaria. C'è grande fiducia che l'affare possa essere finalizzato nelle prossime 48 a 72 ore. Questo sarebbe un passo significativo per il nostro club, che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. L'arrivo di Conte potrebbe rappresentare una svolta importante per il Napoli. Il suo approccio disciplinato e la sua esperienza potrebbero portare nuova energia e determinazione alla squadra. Con un contratto fino al 2027, Conte avrà il tempo necessario per costruire un progetto solido e ambizioso, capace di competere ad alti livelli. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa possibile svolta? Antonio Conte è il nome giusto per portare il Napoli a nuovi titoli? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, vogliamo sapere cosa ne pensate. Non dimenticate di mettere un like al video e di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del Napoli. Forza Napoli sempre!